Situata nell'area del Polesine della Cesa, nel 1300 era chiamata Corbula Inferior e nel 1600 Corbola Veneziana. Stiamo parlando della frazione di Bellombra, terra natale del poeta Marino Marin e di Florindo Andreoli. Benvenuti a questa nuova puntata di Adria, città delle meraviglie. Un territorio gradevole, accogliente, ricco di aree boschive, tanto che gli Estensi, probabilmente proprio gli Estensi, fecero chiamare queste zone Bellombra. E qui fecero costruire una villa, una delle delizie Estensi. Già nel Cinquecento di questo palazzo che veniva chiamato Palazzaccio se ne erano già perse le tracce e sembra che la posizione fosse vicina a quella che è l'odierna azienda agricola Pippa. È una terra avvolta da leggende. Una di queste racconta della nascita di Santa Giustina, che, secondo Monsignor Malerba, sarebbe avvenuta nella tenuta agricola Corte Milana. Un tempo appartenuta a Nino Catozzo, la tenuta ospita una chiesetta fatta costruire proprio in onore della santa. Un'altra leggenda è quella del Ponte del Diavolo. Si narra che rumori sinistri e inquietanti terrorizzassero bambini e adulti. Forse erano solo i suoni provenienti dalla vicina idrovora. Francesco Antonio Bocchi definì Bellombra come un villaggio ricco di cereali, pascoli e canape, e di uva, l'uva di Bellombra, detta basegana, un tipo di uva quasi del tutto scomparsa, presente però qui, nell'azienda agricola La Mainarda. Io sono Emanuele Rigon e sono titolare di questa azienda chiamata La Mainarda. Probabilmente dai conti Mainardi è stato ereditato questo nome. Noi produciamo vini e abbiamo una superficie abitata di 12 ettari ed abbiamo diverse varietà, dal Merlot al Cabernet allo Chardonnay, Pinot Grigio, DOC. Anzi due varietà che spiccano e sono un po' diverse dal solito e non si trovano facilmente in commercio sono la Basegana e il Turchetta, altra varietà particolare che ha un colore molto importante, un colore rosso rubino e veniva usato per tagliare gli altri vini che mancavano di colore. Ha anche un gusto tutto particolare. All'ombra della pergola, de ua basgana, me nonna faceva calce de lana, svelta de feri, su che scanarin, traversa mora, un sesto vicin. Un tempo chiamata Corbula de Medio, questa terra assunse poi il nome di Bottriga, la cui origine rimane incerta. Lo stemma della città, raffigurante un tasso con una corona, richiama il dominio estense della famiglia Tassoni su questi territori. La prima citazione di una chiesa nel territorio di Bottrighe ce l'abbiamo in riferimento ad una nuova chiesa fatta costruire dal conte Giulio Tassoni, insediatosi in questi territori nel 1582. Era una chiesa molto semplice ed era affiancata ad un convento. La chiesa odierna invece risale alla metà dell'Ottocento, è una chiesa decisamente imponente che va a sostituire appunto la chiesa precedente, purtroppo inagibile. L'odierna chiesa intitolata San Francesco d'Assisi e San Francesco di Paola è ricca di immagini angeliche, come la statua che si trova
in cima al campanile, alta ben 2,37 m. Questa ha sostituito una più antica, lignea, della scuola del Brustolon, il Michelangelo del legno. Il 14 dicembre 1894 nacque Umberto Maddalena, aviatore pluridecorato e più volte detentore del record di distanza in volo rettilineo. È ricordato come uno dei più grandi aviatori italiani della storia. Mi chiamo Gilberto Maddalena, sono il cugino di Umberto Maddalena, l'aviatore. Sono anche presidente dell'associazione intitolata Memoriale Umberto Maddalena, perché è nata con l'intenzione di fare proprio un memoriale non soltanto per l'aviatore Umberto Maddalena, l'eroe che è conosciuto in tutto il mondo, ma anche per tutti gli eroi di Bottrì che sono morti. E noi vogliamo portarli direttamente dentro il memoriale con tutto il materiale che hanno le famiglie e mettere a disposizione di tutti quanti. Come associazione siamo in contatto con tante personalità dell'aeronautica militare. Io ho avuto la possibilità di andare al Museo Scienze a Milano, dove hanno restaurato la famosa tenda rossa. L'ho vista restaurata e ho avuto la possibilità di conoscere tutti gli altri che sono i nipoti di quelli che sono sopravvissuti alla famosa tragedia del dirigibile Italia, e sono contentissimi, anzi ogni tanto mi chiamano per dire: allora, sto memoriale lo facciamo o no? Dobbiamo venire o no? Allora, Umberto Maddalena è partito come mozzo intanto nella Marina Militare, si è iscritto anche lui come pilota e è riuscito ad avere il brevetto. Diciamo che è un eroe nazionale, oltre a tutti i record che ha fatto con gli aerei della durata e del chilometraggio lungo. È stato una persona importantissima perché ha trovato il superstite del dirigibile d'Italia che era precipitato al Polo Nord. Bottrì che non ha dato solo i Natali a Maddalena, che sappiamo il grande eroe, eccetera, conosciuto in tutto il mondo. Ecco, oltre a Maddalena, Bottrì ha dato i Natali a 8 persone che hanno dato la vita e sono stati medagliati. Sul fatto degli eroi di Bottrì, diciamo che Bottrì è il paese più medagliato d'Italia, insomma. Ecco, abbiamo fatto le ricerche e questo ci risulta. Nessun paese della nostra grandezza, diciamo così, no? ha tante persone concentrate che hanno dato la vita dicendo viva l'Italia. Allora, io sono Mauro Crepaldi, collezionista da 30 anni sicuri di cartoline, di tutto quello che riguarda la nostra Adria, e quindi le città di Adria, le frazioni. Però stasera noi parliamo di Cavanaglia Po, anche perché io, proprio perché ogni volta che io ci passo spesso proprio per vederla ancora, perché ogni volta che io ci passo mi vedo com'era molti anni fa. Andiamo a vedere qualche cartolina che ci fa vedere un po' com'era questo meraviglioso paese. E qui siamo negli anni 5 centesimi di francobolli, quindi negli anni entro il 15, ecco. Ci fa vedere com'era il sostegno, quella zona praticamente dove ora c'è la strada, in quei tempi invece c'era il canale che si buttava nel Po, ed era praticamente la strada d'acqua che portava barconi e merci, portava le barbabietole, le zuccherificio, e quindi era sempre trafficata, diciamo, di persone, di mercanti, e c'era popolazione. In quegli anni sembra arrivasse anche 1000 persone a lavorare, a fare la stagione delle barbabietole. Ecco perché si trovano tante cartoline, perché venivano da molti paesi che non erano limitrofi e mandavano a casa. Io ho appunto cartoline di gente che abitava a Modena, che abitava a Bologna,
non so, molte dell'Emilia venivano a lavorare qui, quindi mandavano a casa le loro notizie, ecco, come si usava in quei tempi. E però, come si vede, c'è tantissima gente con le barche e addirittura tutti in posa per la foto di rito, che dopo sarebbe diventata una cartolina. Qui vediamo l'asilo infantile, che sinceramente non so se esista ancora, era una bella struttura, e diciamo che questa cartolina è degli anni, questa qua è del 53, per cui diciamo che non è molto vecchia, però la struttura era molto piacevole. Questo qua era l'ingresso principale dello zuccherificio, un edificio che esiste tuttora, però è talmente coperto da arbusti, alberi, erba, che non si vede più. Però andandoci, non si vede più dalla strada, diciamo, principale, però andandoci attraverso delle stradine interne ci si arriva, anche se però è disabitato, è in condizioni pietose. Sempre il sostegno, un'altra cartolina molto simile a quella di prima, però con molta meno gente, e non c'è la barca, ecco, che ci dà l'idea di questi barconi che arrivavano in città, in paese, città è una parola grossa, e a portare le merci che dopo proseguivano verso Adria per arrivare. Questo era il famoso zuccherificio. Questa qua è una panoramica molto bella e si chiamava zuccherificio distilleria della società Adria, perché oltre alle barbabietole produceva anche alcol, e qui appunto si vedono ancora delle ciminiere che purtroppo ormai non esistono più. Questo qua ci dà l'idea di quanta gente appunto arrivava in questo canale a portare le merci. Vediamo lo zuccherificio, questa qua siamo negli anni un 20 centesimi, quindi negli anni dopo il 20-22, e vediamo appunto ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 barche che portavano o le barbabietole o altre merci, sempre dirette ad Adria. Le scuole che anche questa sinceramente non so se esistano più, anche questa cartolina non è possibile vedere la data, però siamo comunque negli anni 40 ed era comunque il classico edificio di stile fascista. Questa è una delle rare cartoline del centro e come notiamo c'è tantissima gente in centro, probabilmente era o giorno di festa, perché si notano ste persone eleganti, ecco, e ci dà l'idea che fosse un giorno di festa. Diciamo che purtroppo non è rimasto più niente, speriamo insomma nel tempo arrivi un po' di gente ad abitarla, perché è un peccato si spopolino queste piccole realtà rurali che comunque negli anni hanno avuto una storia straordinariamente bella, che per fortuna noi possiamo continuare a vedere attraverso le cartoline. Il nostro viaggio tra le frazioni di Adria ci ha regalato storie, leggende, paesaggi ed emozioni. Riscoprire questi territori è un dono che facciamo a noi stessi. Raccontarli è un dono che facciamo agli altri.